Grazie Giorgio per la linea, un saluto a te e al tuo ospite Arturo Lorenzoni. Invece qui ospite accanto a me, come di consuetudine al Minuto Politico, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Femo Ciaro. Senz'altro Gaetano, mi riciappo con i tuoi saluti. Senz'altro per collegarmi voglio salutare anche io il collega e amico, soprattutto amico Arturo, senz'altro. Arturo Lorenzoni, senz'altro, che è anche vice sindaco di Padova. Certo. Saluto anche a Giorgio che invece è sindaco di Padova. No, Giorgio Burile. Non è il sindaco di Padova, Giorgio, no. non è il sindaco Pensavo di Padova. forse di parlare di Padova. Sì, è molto preparato, ma non è il sindaco di Padova. No. E invece lei, assessore Ciano Contin, in qualche modo si avvicina al collega Lorenzoni in studio, perché anche lei si occupa di viabilità e qualcosa di mobilità. Bravissima. Bravissimo. Senz'altro, io e Arturo abbiamo in comune... Ma perché dice, lo chiami Lorenzoni, dottor Lorenzoni? Dico quello che è. Abbiamo in comune, abbiamo fatto molto grigliate insieme, ci conosciamo da una vita, biciclettate, soprattutto biciclettate, abbiamo in comune questa passione per la bicicletta. Vede, noi incentiviamo molto il doparaggio. Il doparaggio. Cos'è il doparaggio? Che la gente dopari. Utilizzo. Anche utilizzo, va bene. È solo utilizzo, doparaggio non esiste, assessore, abbia pazienza. L'utilizzo della bicicletta come mezzo. Lei è un corso di italiano, assessore, secondo me potrebbe essere sì. Pertanto stimo e ho caro che abbia portato avanti e dietro portare avanti questo progetto della bicipolitana. Conosce? Certo che sì, la bicipolitana è una sorta di metropolitana con la bicicletta, naturalmente le biciclette, e i ciclisti in questo caso avranno dei percorsi molto veloci e solo per loro, insomma. Senz'altro, molto bravo, vedo che lei è preparata. Sì, allora, preparato, assessore. Non è un progetto meraviglioso questo? Assolutamente sì, è un bellissimo progetto. Non è una cosa che è di impatto positivo nella città, giusto? Ma assolutamente sì. Non è che noi vediamo l'ora come cittadini di respirare un'aria più pulita grazie anche a questo progetto, giusto? Ma certo giusto? Che sì, speriamo che arrivi prestissimo, Arriverà. Questo è il problema, no? Speriamo che arrivi prestissimo. In che senso? E se massa bella sta roba. Massa bella non va bene. Dopo la gente ha aspettative, la gente si crea aspettative che non vede l'ora. E va a finire che io rompo i totani poveretto al mio amico Arti. Basta. Ma la smetta di chiamare, allora, la smetta di milantare amicizie che sicuramente non ha. Ma dico, io non comprendo onestamente questa cosa sulle aspettative, abbia pazienza. Bisogneria imparare da te, Gaetano. Un politico dovrebbe sempre avere un basso profilo, proprio. E la cosa importante per un politico è fare iniziative insulse, così la gente non si aspetta niente in cambio, no? Guardi, assessore, io sono convinto che questo sia proprio il suo obiettivo numero uno, fare iniziative insulse, ma nel caso specifico invece che stiamo discutendo è un'iniziativa meravigliosa. Appunto! Non capisco cosa c'entri il problema delle aspettative. È quello il problema, perché l'uomo fin da nascita si fa molto di aspettative e dopo viene deluso e ci sta male e triste. Proprio anche la nascita stessa è il primo esempio di aspettativa mancata, dai. Guardi, assessore, io non riesco a seguirla. Sta attento, te si 9 mesi in panza, no? Sì. Te si ha ti solo tranquillo, hai caldin, no? Sì. Te mangi, te bevi con te vuoi, te voglia di cioccolata, basta pensarlo, st'altra si sfonda di cioccolata. Tua mamma sta. E te si ha in piscina, no, comodo, e te pensi... Se quasi è così bello, chissà che vado fuori quanto bello che sarà. Ma infatti è meraviglioso, no? Fuori. Meraviglioso. A te fuori te si sei in ospedale. Te catti gente che non te conosci con i guanti che ti ciappi, ma sei un freddo becco. Prima te mangiavi con te volevi, adesso per mangiare bisogna che te tiri a bocca, uè, te piangi. Te si davanti a sconosciuti, l'unico che te conosci è tuo papà, ma sei anche impressionato, per cui quello che dovrebbe amarti è questa faccia qua. E ora Gaetano, capisci? E devi fuori cosa fai la prima roba che ti fai? Se piangere, per forza che ti piangi prima certo, roba. Se me la racconta così è ovvio che sembra l'aspettativa delusa, però io non sono d'accordo se posso anche perché dopo, questa è la metafora dell'uomo, non è mai contento perché non ha aspettative soddisfatte. La prima è quella della nascita e te tacchi già a capire che tutta la vita sarà come che sei partita. In che senso? No, per piacere, assessore. L'assessore naturalmente sta scherzando, pertanto noi ti ridiamo la linea, Giorgio, a te il tuo ospite, un in bocca al lupo naturalmente al dottor Lorenzoni per questo progetto straordinario che ha in mente. Prego. Ciao Arti. Ma la smetta, assessore, non le crede nessuno,
Comunque io ho sempre detto anche a Arturo, è smassa questa roba qua, fa robe che la gente non si aspetta niente. Perché deve fare delle cose assolutamente... Poi pensavo, con te nasci, no? Cosa fai? Te devi sognare questa vita meravigliosa e invece te vieni fuori e te cati con altri 40 sulla stessa stanza, no? Sì. E i tuoi sogni diventano incubi. Come si chiama infatti il latino? Incubatrice. Ma hai fatto caso? Così è.